stasera. Sigla! Potente, splenda stasera. Perfetta come melagrana, nell'addolcire la mia pena. Voi siete delle persone estremamente interessanti, siete degli amici, io ammiro molto quello che fate. Diversamente Sardi poi è un concetto che è di un geniale incredibile. Mio totem contro la paura. E su mantra e su manzano, dai noi sono sul nostro male quotidiano, in Saventana, no balluche. Continuiamo la nostra intervista, la nostra puntata speciale con Gino dei Tazenda, a cui vorremmo chiedere perché questa serata che avete organizzato qui al Nuraghe Palmavera e che va in qualche modo ad inframmezzare il tour che state portando avanti per presentare il disco Antistasis. Quando ci propongono concerti, diciamo, alternativi rispetto alla solita piazza o al campo o dentro i paesi e le città, con delle location come queste, in mezzo alle pietre antichissime, che sanno di memoria, di cultura, di storia, accettiamo sempre volentieri e sarebbe proprio bello, come dire, farne di più, perché diciamo che la nostra musica evoca un po' queste cose, a parte il lato pop rock, c'è sempre, anche nell'immaginario del nostro pubblico, c'è una tradizione, le fate, tutto questo mondo antico, misterioso, che non si sa nemmeno se esiste, che però aggiunto all'archeologia, quella vera, con basi scientifiche, ne fa uno spettacolo. Sì. Sia immaginato ma anche poi reale, poi vedendo i siti. Abbiamo provato, almeno io, a collegare due neuroni e praticamente troviamo una ottima affinità fra il concetto di antistasis e queste pietre che stanno durando nel tempo e dureranno, speriamo, tanti altri anni ancora, insomma. Quindi come diciamo forma di resistenza a tutto ciò che noi umani stiamo perpetrando su questo pianeta, sostanzialmente. Sì, giocando nelle foreste dei simboli, esatto. Troviamo tutte le giustificazioni. Antistasis abbiamo scoperto, proprio guardando a livello etimologico, un altro significato che è ancora più profondo della resistenza, perché resistenza sembra quasi una roba aggressiva, mentre antistasis, cioè andare oltre, andare contro la stasi. In questo caso non sarebbe andare contro la stasi di loro che sono lì ed è giusto che abbiano la loro stasi, ma andare contro la stasi del fatto che queste pietre devono diventare delle rock star, rock appunto, nel mondo. Rock. Ma lo dico perché, diciamocelo, basta aprire Google e scrivere quanti nuraghe ci sono in Sardegna, ti dice 7.000, magari ce ne sono anche altri 7.000 sotto. 7.000 vuol dire, facendo i conti del territorio, uno ogni 3 chilometri, cioè la Sardegna è un museo archeologico vivente, quindi ci sono, con tutto il rispetto alla bellezza di tutte le diversità di tutto il mondo, dove ci sono tradizioni e culture fantastiche, però la civiltà nuragica ce l'abbiamo solo noi ed è antichissima ed è iniziata e finita qui, è una cosa unica nel mondo. E secondo noi e anche secondo gli altri credo che meriterebbe un successo planetario. Quando uno scende in Sardegna sa già che non deve andare, c'è già, è già
nel posto dove avviene lo spettacolo, perché 3 chilometri dopo avrà già il primo nuraghe. Chiaramente andrebbero un po', come dire, diciamo valorizzati. Ad esempio, questo è perfetto, è bello, ma ce ne sono tanti altrettanto importanti. Altri tipi di pietre, entriamo nelle pietre, esatto, nel mondo delle pietre. Ma da ragazzino, non so, quando hai scoperto i primi nuraghi, pozzi sacri, tombe dei giganti, come ti sembravano, insomma? Noi dal continente, fra virgolette, veniamo qua per poter apprezzare queste bellezze e ci chiediamo, insomma, come può essere per un sardo che queste cose le ha vissute fin da bambino, che ce le ha a casa fin da quando è nato, fra virgolette, e come ti senti parte di questa cosa. I nuraghi li conosciamo da quando eravamo piccoli, per noi è normale, come Esatto. un palo della luce, cioè c'è il nuraghe. Poi man mano che acquisti consapevolezza e magari ti informi, passa il tempo e il nuraghe diventa sempre più vivo, nel senso che non è solo un insieme di pietre messe lì, ma scopri che c'è un mistero dietro, scopri che c'è un archeologo che dice una cosa, un antropologo che ne dice un'altra, sono tutte belle, tutte valide, sono tutte in via Esatto. di evoluzione, ma già sono belli senza sapere Ma infatti a cosa serve e dove va. Una Sono delle già cose belli. belle è proprio questa, come quando guardi un quadro, no? Tu puoi dare la tua interpretazione, se qualcuno ti dice, se l'artista ti dice questo rappresenta quello, ti ha già spento la fantasia e tutto, per cui tu preferiresti rimanere, diciamo, in questa sorta di punto interrogativo, per cui non si sa se un nuraghe era un luogo di culto, una fortezza, È bello oppure... saperlo, ma non mi cambia la bellezza, Ok. non mi cambia la bellezza o il fascino. Ma è giusto, da grandi è giusto se riusciamo a capire, perché poi lo guardiamo, oltre a goderci la bellezza, immaginiamo le cose come magari potevano essere, anziché quelle che abbiamo immaginato noi. Quindi... Esatto, poi oggi si vedono su YouTube tantissime ricostruzioni in 3D di come potevano essere, insomma, questi ambienti, e sono ricostruzioni veramente fantastiche. Fra nuraghe, Domus Deianas, tombe dei giganti, c'è, diciamo, un tipo di struttura che ti ispira in qualche modo di più, che ti aiuta, non so, a scrivere le canzoni, a concentrarti o solamente rilassarti? Guarda, c'è una cosa, negli ultimi anni, guarda, ti dico negli ultimi 10 anni, si è sviluppato, proprio nato un movimento spontaneo di molte persone, anche voi credo che siate questa categoria. Non ci ha forzato nessuno. Esatto, persone che si svegliano anche d'inverno, cioè o d'estate, anziché andare al mare, anche andare solo al mare, dove andiamo? Andiamo a vedere pietre antiche, e quindi ci sono le Domus Deianas, che anche quelle sono un mistero, perché chi ci vuole immaginare le fatine va bene, chi vuole fare la meditazione faccia la meditazione, io se c'è una pietra con dentro uno spazio ci canto, vedo cosa succede. Certo. Non ha importanza. Ci sono anche persone diciamo più legate all'aspetto scientifico che non amano il lato, come dire, diciamo energetico o spirituale, non lo amano perché pensano che si travisi un po' Certo. il significato. Io sto da tutte le parti, nel senso che posso anche essere uno scienziato, ma se c'è uno che si innamora di un menhir e si mette davanti e fa 5 minuti di raccoglimento, secondo me fa solo del bene al menhir perché lo sta valorizzando, a prescindere dal fatto che stia pensando cose giuste, sbagliate, esistenti o no. Secondo me possono convivere insieme, e soprattutto l'aspetto, tra virgolette, magico che la gente sta dando anche in Sardegna, secondo me può soltanto conferire quel lato comunicativo a livello promozione che non si Esatto. sbaglia. Noi pensiamo a Stonehenge se non avesse dietro la leggenda. È bello, per carità, ma non si arrabbino i britannici, sono 3 pietre. Assolutamente. Ma dietro hanno una storia fantastica che noi gli invidiamo perché è bella, è stata scritta bene, magari è successa, c'è tutta un'epopea di qualcosa che è indubbiamente affascinante e dà luce a queste pietre. Ma pensa a noi se arrivasse uno scrittore sardo e scrivesse il nostro Signore degli Anelli, il nostro Avalon, Certo.
verrebbero da Hollywood sempre a girare qua. Un'altra piccola riflessione è questa. L'altra mattina ci siamo alzati alle 5:15 del mattino per andare a visitare un po' di nuraghe approfittando del fresco, e a Pozzomaggiore abbiamo incontrato questo nuraghe che si chiama Alvu, ed entrando nella camera principale, cioè, abbiamo avvertito una sensazione di fresco, almeno 15 gradi in meno, e poi per terra c'era l'imbocco di un pozzo con dell'acqua dentro. In Sardegna, come in tutta Italia, già da un bel po' che non sta piovendo, fuori c'è un caldo incredibile. Non è che dobbiamo riguardare queste cose per poter vivere in maniera un pochino più sostenibile oggi? Sicuramente dal lato, non so come dire, ingegneristico Sì. dell'acqua, anche lì in Sardegna c'è tutte queste falle acquifere che sono sotto, che hanno anche lì aspetti, per alcuni aspetti magici, per alcuni hanno invece un'importanza proprio geologica, che sicuramente gli antichi conoscevano meglio di noi, non avevano altre tecnologie che noi abbiamo adesso, grazie al tempo e agli studi, però sicuramente noi abbiamo perso quello. Ad esempio, creare quel tipo di fresco, se si potesse ricreare quel tipo di fresco, le pompe di calore direbbero bravi. Esatto. Bravi. E infatti, sì. come dicevamo prima con Nicola, chissà quante risate si stanno facendo i nuragici, no? Che ci stanno guardando e dicono: ma guarda, non hanno ancora capito, non hanno ancora scoperto, nonostante tutti gli studi, eccetera, Con quelle facce di bronzo. Di tardo bronzo. Gino, non so se hai da aggiungere qualcos'altro. Noi ti ringraziamo veramente tanto e invitiamo tutti a visitare il nuraghe Palmavera, ma a seguire anche il Tazenda, perché è grazie a questi poeti che la lingua sarda si sta salvando. Fra 3000 anni saremo noi i nuovi nuragici I da nuovi studiare. nuragici, così. Grazie tanto Gino. Grazie a voi, ciao. Buon concerto. Che tu ore sfaghe in coro, casa musica, è stessa nostra indipendenza. Oh.